Antonio Boschetti, direttore dell'Informatore Agrario, 114esima edizione di Fiera Agricola Verona, e chiediamo che fiera è stata e che fiera è. Allora, la fiera, i primi 2 giorni sono andati molto bene, è iniziata direi con il piede giusto, tanta gente, gente qualificata e direi che intanto ricordiamo che Fiera Agricola ormai è l'unica fiera in Italia rimasta a livello nazionale e internazionale proprio che dell'agricoltura. Quindi qua ci sono tutte le filiere, va dalla meccanica fino alla scelta delle sementi piuttosto che delle cultivar di frutticole, di orticole eccetera, si passa attraverso fertilizzanti e antiparassitari fino ad arrivare alle macchine, ecco. Quindi è una delle poche fiere ormai complete dove si possono trovare tutte le colture e tutti gli aspetti delle diverse colture. L'approccio di quest'anno che come Informatore Agrario, grazie alla partecipazione, abbiamo cercato di dare ai nostri eventi, cioè agli eventi che abbiamo organizzato noi, è un approccio di filiera, ovvero abbiamo voluto con ogni singolo workshop organizzato contribuire alla competitività dell'azienda agricola in termini di miglioramento delle qualità dei prodotti, riduzione dei costi di produzione e soprattutto di integrazione della parte agricola con la filiera, perché la competitività, il futuro, il successo delle nostre produzioni agricole non può prescindere dagli altri pezzi della filiera, quindi dalla valorizzazione della materia prima. Questo è un po' l'approccio, la logica che abbiamo seguito e al momento mi pare che abbiamo imboccato la strada giusta perché tutti gli incontri sono molto frequentati.